Blindo Studios presenta. Dimmi. Sei Vivaro? Sì, Ma si dice Vivaro o Vivaro? Vivaro. Vivaro? Ma se è meglio Vivaro, dai. Sì. Senti, Vivaro. Ecco, ne ho bisogno di te. Per cosa? Per una nave. Una nave. Una nave. Dove? A Porto di Livorno. Allora c'è un errore. No. Te sei Vivaro, no? Sì. Appunto, devo fare un varo. Un varo di una nave, no? Mi vieni a fare il varo, Vivaro? Quando? Dunque, domenica. Domenica a che ora? Nel pomeriggio. No, domenica si va via, si va in Egitto. In Egitto. E chi è che parla? Vai in Egitto, Vivaro? Sì. Madonna ragazzi, peccato, guarda, se te non andavi in Egitto ti faccio fare un varo. Io sono un armatore e cercavo una persona che avesse un nome, o Varo o Vivaro, qualcosa sul varo, per fare questo varo della nave. E quando? E che ora c'è? Alle 17, domenica. Si va via. Quando parti per l'Egitto? No, e si va a Roma, si parte alle 4:30. E quanto ci stai in Egitto? 10 giorni. Ah, bene, è tutta la famiglia? Con la moglie. Con la moglie? Attenzione perché in Egitto sparano ai turisti, Pazienza. Mettono le bombe sulle navi, sugli autobus, vero? Stai attento, poi prendono le persone in ostaggio, no? E così si rimane la gente. Le donne, le violentano, gli uomini li castrano, Ma siamo anziani noi. ma lo fanno lo stesso, tanto loro non guardano in faccia a nessuno, figurati te, no? E cosa ti interessa di vedere in Egitto? No, non lo so, vado con degli amici. Ah, perché a te non te ne frega niente dell'Egitto? No. No, proprio niente. Una crociera sul Nilo. Sul Nilo, fa vedere che le piramidi, che so quegli affari a punta lì. Ma tutte cose di sasso, non sanno di nulla. Mi dispiace perché ci sarei venuto volentieri. Guarda, veramente. Era la mattina. Perché la mattina saresti libero? Sì. Porca miseria. Io potrei anticipare, perché tanto senti, il varo si può fare verso le 11 di mattina? Sì, ma dove? A Livorno? A Livorno, nel porto di Livorno, Vivaro. Sì. Mi farebbe tanto piacere perché ho bisogno di uno che abbia un nome che mi ricordi il varo, no? Perché poi è tutta una cerimonia un po' particolare, no? Ci sarà anche la madrina, no? Lei si chiama Swarovski perché varo, c'è il varo dentro nel nome, no? Swarovski. Ecco, allora ci puoi venire? La mattina? Io anticipo tutto, guarda, pur di avere uno che si chiama come te. Com'è? Allora, al porto di Livorno, cerchi, è facile perché la nave è molto visibile, è ancora sull'asciutto, no? Fa poi il varo. Praticamente la nave si chiama Pipoppa. Pipoppa? Pipoppa, sì, Pipoppa, perché io ho un'altra nave che si chiama Piprua. E questo Pipoppa, ha capito? Ecco. Basta chiedere insomma al molo numero 2. Sì. Ecco, il molo numero 2. Ecco. Vicino, ma abbassi un po' la televisione. Sì. Se puoi arrivare verso le 10:30 che all'11 si fa il varo. Sì, io ti faccio anche un regalo, un bel regalo. Capito? Allora a Livorno. Livorno, molo numero 2, ore 10:30 di mattina, domenica. La nave Pipoppa. Con i nipoti non si trova mai il lapis. Con i nipoti, vedi come si fa. Livorno, molo numero 2. Ore 10:30. 10:30, perché poi il varo si fa alle 11. La nave Pipoppa, così si chiama. Pipoppa, è un nome un po' strano. Con però. la macchina ci si arriva? Sì, arriva proprio lì davanti, c'è la possibilità. Poi insomma chiedi lì e ti faccio trovare un posto senza problemi. D'accordo. Ti aspetto allora, Vivaro. Senz'altro. E poi ti faccio un bel regalo, magari anche qualche bella crociera ti faccio fare, va bene? Mi pare vero. Vedi? Ciao Vivaro, ti aspetto allora domenica mattina, ti aspetto. Se non c'è il sondazzo, stasera io m'ammazzo. Passerò per pazzo, ma non mi importa un ma se c'è il sondazzo, io non mi strapazzo. Sto qui e mi sollazzo, non mi rompete il